Eccoci rientrati in studio ed il saluto immediato lo rivolgiamo naturalmente alla nostra seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti voi. Ben ritrovata, con lei racconteremo con i risultati e le classifiche, i 4 gironi del campionato di promozione. Il commento tecnico come al solito è affidato a Ciccio Rametta, che salutiamo. Ciao Ciccio, ben Ciao trovato. Ettore, buonasera a te, ai Ben nostri trovato. ospiti e ai nostri telespettatori. Benissimo, i nostri 2 ospiti sono rimasti, con loro parleremo di questi 2 gironi del campionato di promozione e poi ci sarà un cambio perché abbiamo altri ospiti. Tra l'altro ricordiamo che il campionato di prima categoria riposa per ben 3 settimane, anche questa è una cosa stranissima perché insomma 3 settimane secondo me sono tantissime. Questa settimana è la prima, poi ce ne saranno altre 2. Io mi sorge spontanea una domanda, ma le società come fanno a gestire insomma, gli allenamenti senza partita, anche se vuoi fare l'amichevole, voglio dire, manca poi il gusto. A 4 turni dalla fine. A 4 turni dalla fine, questa scelta di fermare il campionato 3 settimane, io la ritengo una mezza pazzia. Vabbè, a proposito di federazione, no? Benissimo, allora subito i risultati del campionato di promozione, lo facciamo con il girone A, oggi giunto alla sua 10ª giornata di ritorno. Città di Carini, Cus Palermo, rinviata. Ligni Trapani, Castellammare 2-0. Real Calcio Cefalù 0-0. Monreale Fulgatore 2-2. Favignana Montemaggiore 3-1. Dattilo Paceco 0-2. Strasatti Salemi 1-6. Riposa Delfini Vergine Maria. Vittoria secca per il Paceco, 2-0 fuori casa a Dattilo, ma nel frattempo il Salemi insomma, con 6 gol continua a vincere ed è ancora fermo al secondo posto. Guardiamo la classifica. Paceco 48 punti, Salemi 45, Dattilo 44, Cefalù 43, Ligni Trapani 40, Monreale 39, Montemaggiore 36, Castellammare Calcio 94, 33 punti, Real Calcio Favignana 30, Fulgatore 26, Cus Palermo 25, Delfini Vergine Maria 22, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Ricordiamo che il Cus Palermo e il Carini hanno una partita in meno. Il commento di Ciccio Rametta. Sì Ettore, e abbiamo sempre definito il girone A del nostro campionato di promozione come quello più livellato ed equilibrato. Sì, è vero. Penso che la giornata di oggi possa confermare in pieno la nostra tesi, perché è una giornata veramente che tutto è successo insomma, tra squadre anche tranquille che sono andate a fare risultati in campi con squadre che stanno lottando per i playoff. Ma andiamo con ordine. Il match clou era sicuramente quello tra prima e seconda e c'è stato il Paceco che dopo qualche settimana di appannamento è andato a imporre la sua legge fuori casa per 2-0, portandosi a +3 sul Salemi che aveva questo testacoda e l'ha sfruttato in pieno andando a vincere con un punteggio tennistico in casa dello Strasatti 6-1. Quindi Paceco che batte il Dattilo e si porta a 48 punti. Pareggio esterno reti bianche per il Cefalù e poi invece il Ligni Trapani conferma al momento la posizione playoff vincendo in casa 2-0. E le inseguitrici sono Monreale e Montemaggiore, delle quali sorprendono i risultati. La prima è stata fermata in casa 2-2 dal Fulgatore, mentre la seconda è andata a perdere 3-1 a Favignana. E qui vengo al mio discorso, nel senso appunto squadre in apparenza tranquille, senza reali obiettivi, che se la giocano come è giusto che sia fino alla fine. È giusto che sia così. Ti lascio su questo girone, sono curioso di sentire anche i nostri ospiti, Sì. Lancio io il tema. Sì, certo. Ti faccio notare che la squadra che è prima in classifica in questo girone sarebbe quarta nel girone B e C e seconda nel girone D. Questo conferma quanto difficile sia questo girone A. Mi dai il gancio perché a questo punto cosa possiamo dire su questo girone A del campionato di promozione? Che probabilmente quella zona calcisticamente insomma, può darsi che è un po' più limitata, anche se in questo momento vive la forza di traino del Trapani in Serie B. Santo. Quella è una zona anche geograficamente un po' più difficile, dove le trasferte sono veramente distanti. Calcolate, parlavo proprio con il direttore sportivo del Monreale, che è Giovanni Gentile, che è un mio amico, che è costretto anche a fare 600 km per trasferta. 600-700 km in promozione sono veramente pesanti. Esagerati direi. Sì. Infatti hanno preso proprio questo, adesso a dicembre Pietro Dell'Orso, che è un ottimo attaccante per la categoria, e Pietro si lamentava di questo, dice fa più trasferte dell'eccellenza
fa molta più strada È rispetto vero, all'eccellenza. è vero, però è anche vero Giuseppe che anche se sono distante le trasferte, la provincia di Trapani e Palermo insomma è considerevole, le due province sono importanti. Sono importanti, sicuramente poi bisogna vedere le società come sono strutturate, però è un campionato sicuramente molto livellato. Sì. Si vede questo dalla classifica e sarà scontro fino all'ultima giornata, insomma, perché Con poi il alla Paceco fine leggermente più avvantaggiato. fino a Monreale, insomma, fra Ligni Trapani fino a Paceco, insomma, è tutto livellato, sono 2-3 punti, quindi può succedere veramente di tutto ancora oggi. È vero, è vero. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, anche in questa occasione parliamo della 10ª giornata di ritorno. Guardiamo i risultati. Castelbuono, Castelbuonese 1-2. Sinagra Calcio, Ciappazzi 3-2. Randazio, Fiume Freddese 2-1. Sporting Taormina, Pistunina 2-0. Mamertina, Riviera Messina Nord 3-1. Ghibellina, Santa Giolese 0-2. Città di Milazzo, Torre Grotta 2-1. Riposa, Atletico Villafranca. La Castelbuonese vince il derby in casa del Castelbuono, ma lo Sporting Taormina non molla, ancora distanziato solo di un punto nei confronti della Castelbuonese. Guardiamo la classifica. Castelbuonese 55 punti, Sporting Taormina 54, Città di Milazzo 50, Sant'Egiolese 45, Pistunina 40, Mamertina 33, Sinagra 32, Ciappazzi 31, Randazzo 30, Torregrotta Castelbuono 27 punti, Fiume Freddese 26, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, Atletico Villafranca 7 punti. Allora c'è stato il derby, dopo quello di Madrid tra Atletico Madrid e il Real Madrid, anche tra Castelbuono e Castelbuonese. Insomma ci ridiamo su, ma ti ho strappato la battuta. Me l'hai proprio rubata e chissà che non l'hai ascoltata dietro le quinte che la facevo con gli altri. Infatti l'ho già sentita, per questo te l'ho anticipata, te l'ho bruciata. Va bene, allora mi tengo le altre. Benissimo, vai. Allora, battute a parte, nessun pareggio in questa giornata del girone B di promozione e 22 gol segnati. Credo che possiamo dire che il motivo di interesse principale di questo girone sia la lotta al vertice, in quanto play-out all'orizzonte non ce n'è, a meno di suicidi di qualche squadra o di resurrezioni in tempo pasquale, faccio questa battuta. Credo molto difficile, guardando Ghibellina e Villafranca ci sono notevolmente 17 distanziati. punti tra la Ghibellina e Castelbuono, per cui mi sembra molto difficile che ci saranno i play-out. No, tra Castelbuono e Fiume Freddese sì però. Ah, sono Ancora sì. potenzialmente. No, non ci Potenzialmente. saranno, sono soltanto un punto la differenza, quindi retrocederà di fine... Villafranca netto, diretto. Sì, Villafranca, Ghibellina e Riviera Nord netto, poi per la quarta tra Fiume Freddese e Castelbuono ci sarà comunque un play-out. Sicuramente. E invece per quanto riguarda la zona playoff abbiamo questo +7 del Pistonina che lascia un margine di tranquillità al momento. Volendo invece parlare del discorso primo posto, oggi tra le tre io credo che l'impegno più difficile era quello della capolista, perché un derby è sempre un derby, Certo. anche se lo Sporting Taormina riceveva appunto il Pistonina che è una squadra quinta in classifica. Hanno vinto tutte e tre, il Milazzo nonostante abbia perso diversi treni è sempre lì a -5, quindi la includiamo sicuramente nella lotta al primato. E vediamo di capire ora invece chi vedono favorita qui. Ecco, il Città di Milazzo voi lo vedete favorito, Santo? Ma il Città di Milazzo tra l'altro ha fatto dei grandissimi acquisti in dicembre con Infatti. gente proveniente dal Vittoria, ma anche il la Castelbuonese, lo Sportivo, sono tutte squadre attrezzate. È un per girone vincere, interessante perché secondo me molto si interessante, risolverà molto. proprio, non A dico poco l'ultimissima giornata, ma anche se comunque i 5 punti del Città di Milazzo mi sembrano un po' troppo, adesso non so se hanno tutte le partite, sono tutti a pari partita. sì, Comunque dovrebbero 5 essere punti- a pari dovrebbero essere tutti a partita. pari partita. Sì, 5 punti a 5 partite dal termine cominciano a essere pesanti perché difficile da devi recuperare, sbagliare due soprattutto perché partite. devi inseguire, no? Assolutamente, secondo me già questi distacchi a 5 turni quasi mai comunque vengono poi accorciati. C'è il derby in questo girone, Giuseppe, Castelbuono e Castelbuonese. Insomma, è strana questa cosa, no? Due piccoli centri, un piccolo centro per due squadre, di cui una...
Questi sono i misteri dello sport. I misteri dello che sport. non si riescono a capire, invece di fare sistemi, di fare una squadra tutti Eh. insieme per fare altre categorie, c'è la scissione e c'è dispersione di energia. È esagerata questa cosa, soprattutto perché il centro è proprio piccolo. Castelbuono Castelbuono è proprio piccolo, tra l'altro con la possibilità appunto addirittura di vincerlo questo girone, quindi il prossimo anno di ritrovare due squadre in due categorie diverse, magari con ambizioni diverse. torna a ripetere. Qualora lo vince lo Sporting Taormina. E se lo vince lo Sporting Ma Taormina, assolutamente, è il sono problema. due squadre Taormina, dai. Sono misteri, È vero, è sono vero, misteri. è vero. Secondo me si andrà verso l'assottigliamento dei campionati, perché Ciò non tutte queste toglie che realtà si devono avranno vissuto una bella giornata di sport. a Beh, questo Castelbuono. sicuramente, ci Beh, sarà sì. stato una bella cornice di pubblico, praticamente ci sarà stato tutto il paese. Tra l'altro la capolista che era sotto e sì, poi ha recuperato. ribaltato, Sì, è quindi vero. sicuramente mi sono divertito. classico nel derby, Infatti, che poi la infatti, squadra saranno che è sotto divertiti. mette tutto Il derby è fuori. sempre Fuori derby, chi, il derby è sempre derby. derby è Spesso sempre lo derby. vince la squadra sfavorita. Allora facciamo un break adesso sui campionati dilettantistici siciliani, perché mi voglio insomma concentrare insieme a Giuseppe Bosco al progetto Beach Soccer 2014. Allora, Arena Beach pronta quasi. Arena Beach chiusa ieri pomeriggio. Perfetto, ed è molto bello Ieri perché mattina. il progetto di un'arena su una delle più belle spiagge della Sicilia, diciamolo pure, servirà da volano probabilmente a tutto il movimento, non soltanto del beach, Del beach soccer, ma soccer. l'arena noi Nettore l'abbiamo sempre aperta a tutti, cerchiamo di trovare delle soluzioni con gli altri sport, beach volley, beach rugby, beach basket, beach tennis, Che d'estate c'è hanno di un tutto. seguito, Giuseppe. Il beach tennis, insomma, certo hanno un seguito, ci sono dei canali dedicati, ci sono tantissimi sportivi che amano praticare questo sport nelle spiagge, è in crescita esponenziale, quindi noi l'arena la mettiamo a disposizione per tutti. Poi naturalmente rispetto a quello che è successo l'anno scorso, che hanno poco metabolizzato questo segnale, noi naturalmente ci siamo creati i nostri eventi e quindi Ed è giusto che sia così. l'arena vivrà di luce propria già in ogni caso. Indubbiamente. Abbiamo in cantiere 27 maggio 1 giugno la Coppa dei Campioni a Catania, quindi arriverà a Barcellona, Paris Saint-Germain, Grasshopper, Lokomotiv Mosca, Squadre Catania, italiane ce ne saranno? Catania, Milano, insomma, poi vediamo chi dà l'assenso. La settimana successiva abbiamo una tappa di Eurolega che vedrà ospitarci l'Italia insieme alla Russia. Insomma, Spagna, respiriamo area internazionale, sì, questa è una cosa positiva sì, soprattutto sì. per la nostra respiriamo realtà catanese. area internazionale. Poi la però settimana bisogna- successiva abbiamo una tappa di Audiolesi, perché naturalmente cerchiamo di agglomerare all'interno che bello, complimenti. del nostro sport anche una tappa nazionale, proprio si assegnerà lo scudetto dei non udenti. Poi abbiamo il campionato femminile, perché quest'anno insieme con una simbiosi del calcio femminile, che oggi è primo in classifica di Gravina proprio, stiamo facendo una simbiosi, quindi Si avremo ritorna ai anche una vecchi squadra- fasti del calcio femminile, no? quindi proporremo anche il calcio femminile sulla sabbia e avremo anche una propria formazione nostra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie A, e poi per ciliegina nella torta si assegnerà lo scudetto dal 7 al 10 agosto qui a Catania. Ecco, e chiudiamo con questo progetto dello scudetto, perché non vi potete più nascondere dietro un ago a questo Ma noi punto. non ci siamo mai No, nascosti. però in modo particolare quest'anno, Noi- con questa campagna acquisti importante con Noi- il mister brasiliano che noi avete abbiamo ingaggiato tesserato. il mister brasiliano, abbiamo già fatto 4 acquisti importanti in Brasile, arriverà un argentino, 3 nazionali, insomma. Bisogna vedere se brasiliani e argentini legheranno. Ma sì che No, legheranno. io ti devo dire una cosa, ne ho uno che è un argentino, si chiama Luciano Nicolas Franceschini, capitano della nazionale argentina, che penso lega con tutti. Ma sono contenti di venire qui in Sicilia? Sono entusiasti di perché venire io a credo Catania. che sia la terra migliore per il beach. Loro in quel caso si sentono professionisti allo stato puro, vengono qui, stanno in hotel, vivono da professionisti e si allenano per accrescere le proprie doti balistiche e quelle sportive. E questa è una cosa bellissima, perché così finalmente anche Catania potrà respirare insomma aria internazionale con questi Naturalmente campionati. ricordo che gli eventi andranno trasmessi su Eurosport, quindi andremo su 160 paesi collegati, quindi che Quindi significa una bella dare immagine una della vetrina nostra di città. Catania importante.
Infatti, bene, allora Giuseppe, che dirti, noi ti auguriamo intanto buon lavoro, perché insomma seguire tutti questi eventi non è... Devi essere ben collaborato. Assolutamente, non puoi essere tu e qualcun altro, No, siete no, veramente siamo- un team e Siamo un'equipe attorno a completa. questo progetto, guarda, lavoriamo fuori dal campo, saremo una trentina. E per forza, d'altra parte dovete dare delle garanzie per fare tutto ciò, e quindi questo vuol dire sinonimo di grande professionalità e di qualità. Sicuramente, poi torno a ripetere, come abbiamo precedentemente detto, l'arena per noi è una fonte di stimolo. È un bigliettino da visita perché è un importante. volano anche per È l'economia. vero, è Ricordiamo solamente gli alberghi, ricordiamo che noi promuoviamo il territorio, ricordiamo che per noi è un piccolo prodotto interno lordo perché sviluppiamo fatturato all'interno di questi eventi. Chiaro, importante. Allora un in bocca al lupo sia per il campionato che per gli eventi che attenderanno non soltanto la città di Catania, ma io credo sicuramente anche tutta l'Europa. Crepi il lupo, crepi il lupo. Salutiamo anche Santo Palma, che adesso mi ha detto si riposa, nel senso che è finita la parentesi con l'FCA Ciriale, si prende una giusta pausa di riflessione, un po' la famiglia ti ritrova, perché insomma negli ultimi anni probabilmente l'impegno è stato considerevole, se no? mi ritrovo tanto a casa poi mia moglie ci rimane male, vuole che vado in giro perché Ah, è abituata che meglio vado sempre fuori, in giro, quindi meglio sì, fuori. sì. Ti auguriamo tutte le cose belle Vi che ringrazio. ti potranno capitare nei prossimi mesi, e appuntamento magari nelle prossime puntate di Penalty, Quando così vorrete, per come commentare da profondo conoscitore del calcio di Sarò felice come dilettantissimo. sempre di accettare il vostro invito. Grazie a Santo Grazie a Palma. voi. Ci dobbiamo fermare, tra poco parleremo degli altri 2 gironi del campionato di promozione, entreranno in studio altri 2 ospiti e la parola adesso la diamo a Giulia che ci lancia appunto la pubblicità. Ci vediamo tra poco con Penalty. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with